con Sammy dobbiamo usare il presente. Usiamo così è stato, è, ma lui sarà nei nostri cuori sempre. L'associazione quindi è una domanda retorica, ma va avanti assolutamente più di prima. È nata per andare avanti nonostante tutto, soprattutto ora che ci ha lasciato a pochi metri dal traguardo, e probabilmente consapevole del fatto che ce l'avremmo fatta anche da soli, e faremo di tutto per arrivare a quello che lui sognava, per cui ha studiato e per cui ci ha preparati, e non vediamo l'ora e c'è bisogno del sostegno di tutti. In classe era energetico, lui era sempre pronto a scherzare, a fare una battuta, a raccontare una barzelletta. Una volta si è nascosto sotto la cattedra con una specie di cuffietta d'alieno e quindi ha spaventato il professore saltando fuori all'improvviso, e questo è uno dei ricordi più divertenti che mi vengono in mente di Sammy, sì. Abbiamo fatto tanta festa insieme, abbiamo scherzato, però quando c'era appunto da parlare di cose serie, di cose belle della vita era sempre in prima linea, quindi lo ricordiamo con tanto affetto. Sammy Basso è un personaggio che in Italia non credo ce ne siano, forse al mondo non ce ne sono altri. Era una persona che ti metteva a tuo agio sempre quando parlavi con lui, di qualsiasi argomento lui era preparatissimo. Sammy Basso era un grande uomo, un grande ragazzo. Sicuramente Sammy è un amico, è diventato un amico per noi e resterà sempre un nostro amico. E sicuramente ci portiamo avanti e vogliamo portare oggi la sua testimonianza di coraggio, di forza e di altruismo. Lui voleva e vuole il bene degli altri. Amico di tutti proprio. È un'esplosione di felicità, di raduno di persone che, come potete vedere anche qui alle mie spalle, questo era Sammy. È riuscito a raggruppare tutte queste persone non solo oggi, ma immagino che sia così in tutto il mondo.